Sesta corsa, premio Areos, cavalli anziani di buona categoria, 1 Abyss Wise AS Alessandro Gocciadoro, 2 Alfred Roberto Biagini, 3 Annina Maurizio Cheli, 4 Attenti al Lupo Tommaso Gambino, 5 Alissa Trio Marco Stefani, 6 Artico P Roberto Vecchione, seconda fila 7 Astecca Dima Roberto Faticoni, 8 Zoschetual Lorenzo Baldi. Veloce, Attenti al Lupo, scavalca Alfred ed è già al comando sul palo d'arrivo. All'esterno vediamo Alissa Trio, mentre terzo lungo la corda è Abyss Wise AS. Tanto Lorenzo Baldi con Zoschetual prende la schiena di Alissa Trio al pari di Annina, che si mette in terza pariglia. Intanto 15,3 i primi 200 metri, con Attenti al Lupo già in rallentamento, con Tommaso Gambino che arriva al paletto dei 400 metri in 31,2. Ritmo di conserva, si sono tutti adeguati al ritmo del figlio di Exploit CAF, che ora è sulla seconda curva, sempre in vantaggio, affiancato da Alissa Trio che è rimasta di fuori scoperta. Intanto arriviamo a 600 metri passati in 47,2, 16 la curva. Ancora 4 pariglie al passaggio davanti alle tribune. Attenti al Lupo, poi Alfred affiancato da Alissa Trio, Abyss Wise AS con di fuori Zoschetual, poi Annina ai fianchi di Astecca Dimar. Intanto 1-2-1 il primo giro, 14,9 qui la frazione. Tommaso Gambino si gira, ancora tutto sotto controllo, di fuori non fa paura Alissa Trio, chilometro in 1,17,4, retta di là con Attenti al Lupo che comincia ad allungare su Alfred, poi Abyss Wise AS chiuso lungo la corda, sempre Alissa Trio ancora all'esterno con l'accenno alla terza ruota da parte di Zoschetual, 14,2 la retta di là, ma Attenti al Lupo allunga e prende vantaggio importante. Rimangono un po' tutti lì tranne Alfred che cerca di seguirlo. Siamo sull'ultima curva, Attenti al Lupo allungato in maniera più che decisa, addirittura 13,9 l'ultima curva. Attenti al Lupo che viene a dominare nettamente in corsa di testa e vince ancora con ottima chiusa, secondo posto per l'outsider Alfred, mentre al terzo Artico P, 27,8 a chiudere, forma il diapason per Attenti al Lupo che coglie un'altra vittoria con Tommaso Gambino per i colori di Erika Bertini, il figlio di Exploit CAF, una volta davanti con spesa zero. Ha graduato per 1 chilometro, poi ha chiuso veramente bene. Meno di 28 gli ultimi 400 metri, ha ripetuto l'ottima corsa di Modena. Attenti al Lupo che viene a vincere nettamente alla Sesta di Bologna.